I furlans, al disdante, e son che crudeliter accentuando eructuant ces fastu, che fevelant erutin ces fastu. Non o savin, se Dante al vedivut mut di sentì di persone che smudidi, cal se di state in Friul, fra l'altro arripuarte le espressioni in maniere sbagliate, o se come cal scrupule Rienzo Pellegrini, le vedi riportate di un testo poetico dal suo tempo, là che però le formule è riportate in maniere corrette. Le prime osservazioni è queste, che Dante non fevele di furlans, ma di aquiligenses et istrianos, quindi alven a definire une aree linguistiche un'evore più grande dal Friul di Ue. Come che tutti sanno o che varessin di sapere, le censure di Dante si chiate tal de vulgari eloquenzia che, o devi dire subito, o devi chiarire, non è un trattato di linguistiche, ma piuttosto di poetiche e di retoriche. Quel che Dante si proponeva all'era di dare indicazioni e al limite anche regolis per che volessero scrivere poesie in volgare, te lingue che lui al definisce volgare, le lingue dal popolo, le lingue che si impara de mari, che si fevele infamee. Quindi, quel che Dante al propone sono regolis non tanto linguisticis, ma piuttosto formali, metricis, al tratte per esempio dal viersen decasillabo, de chanson come le forme poetiche per eccellenze, des rimis. Un'altra roba che va subito esclusa è che qui si tratti di un progetto di lingua nazionale. Ai tempi di Dante questo anche mo non si deve. Quel linguaggio che Dante voresse che si potesse a un certo punto istituire, lo chiama lingua illustre e stabilisce in maniera precisa che ha di servire a trattare dome di temi di alto livello. Salus, amor, virtus. Quindi temi di carattere teologico, se vogliamo, amoroso e anche di valore militare. Ma come prime robe Dante comincia col Ciri, se in qualche dialetto d'Italia si chiati un linguaggio che vedi le qualità per poter diventare le lingue illustri che lui al voresse istituì. E così al farsi una rassegna, ma le clame une tamesade dai dialetti maiors d'Italia, cutuardis, in chiace de lingue ideale. Quindi al dopre dos metaforis, che dal tames e che de chiace. Interessante che il de chiace perché lui al paragone le lingue calvacirint alle pantere. Le pantere che, secondo i bestiaris medievali, avevano un flat profumato e quindi lui al dice le pantere che non ci rin, il suo usme, il suo odore, in qualibet redolet civitate nec cubat in ulla. Si le nase un po' di ogni bande, però non si arriva veramente a chiatale in un puesto che se di so. In proposito, come ho sentito da voce di Fabiano Fantini, qualche passaggio dai capitoli che ci interessano e che riguardano queste ricerche di un dialetto che sia di più nobile di altri.
Chiamiamo lingua volgare quella lingua che i bambini imparano ad usare da chi li circonda quando incominciano ad articolare i suoni. O, come si può dire più in breve, definiamo lingua volgare quella che riceviamo imitando la nutrice, senza bisogno di alcuna regola. Abbiamo poi un'altra lingua di secondo grado che i romani chiamarono grammatica. Questa lingua seconda la possiedono pure i greci e altri popoli, non tutti però. In realtà, anzi, sono pochi quelli che pervengono al suo pieno possesso, poiché non si riesce a farne nostre le regole e la sapienza, se non in tempi lunghi e con uno studio assiduo. Di queste due lingue, la più nobile è la volgare, intanto perché è stata adoperata per prima dal genere umano, poi perché il mondo intero ne fruisce, benché sia differenziata in vocaboli e pronunce diverse, infine per il fatto che c'è naturale, mentre l'altra è piuttosto artificiale. La sola Italia presenta una varietà di almeno 14 volgari, i quali poi si differenziano al loro interno. Pertanto, a voler calcolare le varietà principali del volgare d'Italia e le secondarie e quelle ancora minori, accadrebbe di arrivare, perfino in questo piccolissimo angolo di mondo, non solo alle 1000 varietà, ma anche a un numero superiore. In tanta dissonanza che tutte queste varietà producono, nel volgare italiano mettiamoci sulle tracce della lingua più decorosa d'Italia, la lingua illustre. E per aprire alla nostra caccia una strada transitabile, in primo luogo buttiamo fuori dalla selva cespugli aggrovigliati e rovi. E dunque, siccome i romani ritengono di dover essere messi in testa a tutti, non è ingiusto che li anteponiamo a tutti gli altri in quest'opera di sradicamento o estirpazione che dir si voglia, dichiarando che non andranno presi in considerazione in nessuna precettistica sull'eloquenza volgare. E diciamo pure che quello dei romani, che non è neanche una lingua ma piuttosto uno squallido gergo, è il più brutto di tutti i volgari italiani. Il che non meraviglia, dato che anche quanto a bruttura e abitudini e fogge esteriori appaiono i più fetidi di tutti. Eccoli infatti dire «Messure, quinto dici». Dopo costoro strappiamo via anche gli abitanti della Marca Anconitana, che dicono «Chignamente state siate», e assieme a loro via anche gli spoletini. E non si deve dimenticare l'esistenza di svariate poesie create per scernire questi tre popoli. Dopo di questi estirpiamo milanesi e bergamaschi a loro vicini. E dopo ancora setacciamo via aquileiesi e istriani, che con quel loro accento ferino pronunciano cefastu. Con le prime tamesade, Dante al liquida i dialets mancula das, e come convince in tutto, fra che alle anche il Furlan, che hanno anche nos displas di sentirlo descritto in che maniere, però solo in aviodi anche che gli altri non se gli avevano mica migliore. Qualche Dante al dis dal romanesco, per esempio, ven accompagnato con un giudizio un'evore pesante proprio sul popolo romano. Oppure, è interessante anche di come ricorre alle ironie per smontare certe abitudini linguistiche. A proposito degli genovesi, al dice, se gli togliamo la Z, lo dice in volgare, no? Lui naturalmente scrive in latino, se gli togliamo la Z non resta nulla. E il linguaggio genovese per lui è detto Z. Dopo queste prime tamesade, Dante si occupa di dialetti che sono un po' più importanti, un po' più evoluti, però anche lì io scarto tutti. Perfino il toscano, che si spietteresse, insomma, che fosse in qualche maniera privilegiato, l'unico dialetto che secondo lui ha qualche titolo a farsi lingua illustre è il bolognese, ma bisogna tenere conto che scrive queste robe intanto che vive a Bologna, che soggiorna a Bologna, ma le robe che alla fine è poi considerevole è che di fatto lui prima in un primo momento dice che la lingua volgare è la più nobile e probabilmente alle spalle il pensiero delle filosofie scolastiche per cui
le nature è preferibile alle arte. Però tal stesso tempo al fa capire che le lingue che i poeti si varranno in qualche maniera di adottare e ha di modellarsi sul latino, perché il latino è una lingua sì, come che lui le considera la grammatica, e sì una lingua artificiale, però al stesso tempo ha il pregio di essere normate e normative. Dante al favele dal volgare in un trattato scritto in latino. Tal stesso tempo, quasi contemporaneamente, tal convivio al scrive un trattato di filosofia in volgare. Tal prim al dalle precedenze al latino, al volgare, tal secondo al dalle precedenze le eccellenze al latino. E sono due posizioni in qualche maniera contraddittorie, in realtà bisognerebbe poter dispone anche di tutte le argomentazioni di Dante. Il De Vulgari Eloquentia aveva di sé in 4 libri e si è fermato a metà dal secondo. Il Convivio aveva di sé in 15 libri e Dante un da scritto in Efes dome 4. C'è molto mai, perché ormai era tutto impegnato con la Divina Commedia, con la commedia che dopo essere stata declamata divine.